Domenica 14 gennaio. Buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. In apertura la cronaca. Questa notte al Campo dei Fiori di Varese è stato necessario l'intervento dei soccorsi. Uno degli speleologi di un gruppo che si era addentrato nella montagna è rimasto ferito durante l'escursione. Il servizio di Marco De Ambrosis. Incidente in grotta con 7 speleologi coinvolti, disavventura fortunatamente a lieto fine per un gruppo di appassionati di escursioni nelle viscere della terra. È successo ieri e il tutto si è risolto bene grazie all'intervento del soccorso alpino e dei vigili del fuoco. L'emergenza è scattata nella grotta Schiaparelli in vetta al Campo dei Fiori di Varese, dove, come si diceva, una comitiva di speleologi si è trovata in difficoltà. In particolare uno dei 7 componenti del gruppo si è ferito durante il suo progredire nel sottosuolo, rimediando alla lussazione di una spalla. A questo punto 3 speleologi sono usciti per allertare i soccorsi, mentre gli altri sono rimasti nella grotta con il ferito. Tra questi anche un tecnico del gruppo speleologico del soccorso alpino che ha subito compiuto le prime manovre per risolvere la situazione. Per i 4 non sono stati comunque bei momenti, hanno infatti rischiato l'assideramento per il lungo periodo trascorso al freddo. Il gruppo era entrato nella grotta in mattinata, fortunatamente però poi tutto si è risolto bene, ma solo a notte fonda. L'intervento è finito intorno alle 2:30. Per il ferito si è reso necessario il trasporto in ospedale, in codice verde per accertamenti. Spostiamoci sulle rive del Lago Maggiore. Questa mattina a Intra, all'altezza del parco Cavallotti, è stato trovato un corpo senza vita immerso nell'acqua. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Sentiamo Maria Elisa Gualandris. Indagano i carabinieri di Verbania sul corpo ritrovato questa mattina nel Lago Maggiore davanti al lungolago Cavallotti a Intra. A dare l'allarme intorno alle 8:30 è stato un passante. Sul posto sono intervenuti anche la polizia, il 118, i vigili del fuoco e la guardia costiera. Il cadavere è stato recuperato, era in avanzato stato di decomposizione, il che fa pensare che fosse in acqua già da alcuni giorni. Non si sa se la morte sia avvenuta a Verbania o da un'altra parte, perché i resti potrebbero essere stati trasportati dalla corrente anche appunto del vicino San Giovanni. Al momento non risultano persone scomparse negli ultimi giorni nella zona. Il cadavere è stato poi trasportato all'obitorio dell'ospedale Castelli per tutti gli accertamenti del medico legale, che dovrà stabilire innanzitutto la causa del decesso. Lutto nella chiesa varesina. Nella notte è morto padre Gianfranco Berbenni, frate minore cappuccino che da circa 20 anni risiedeva nel convento di Viale Borri. Marco Croci, immagini dell'agenzia Blitz. Avrebbe dovuto celebrare la messa di oggi alle 9:30 e quando i confratelli non l'hanno visto arrivare sono entrati nella sua stanza, trovandolo senza vita nel suo letto. Nella notte tra ieri e oggi è morto padre Gianfranco Berbenni, frate minore cappuccino che da circa 20 anni risiedeva nel convento di Viale Borri a Varese. L'ipotesi più accreditata è che sia stato stroncato da un malore. Sul posto è stato subito richiesto l'intervento dei soccorritori del 118, ma una volta giunto sul posto il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del religioso. Nato a Bracca, in provincia di Bergamo nel 1950, padre Berbenni aveva ricevuto l'ordinazione presbiteriale il 28 giugno 1975. Specializzato in storia della Chiesa, era considerato uno dei massimi studiosi della Sacra Sindone. I funerali saranno celebrati martedì. Corteo e contestazioni. A Saronno oggi si è svolta la tradizionale processione di Sant'Antonio, con la rievocazione storica in costume e la presenza di animali, motivo per il quale, come ogni anno, sono scattate le proteste degli animalisti. Ce ne parla Roberto Banfi, immagini dell'agenzia Blitz. 600 figuranti in abiti d'epoca, cavalli e animali da cortile. Questo pomeriggio la 15ª edizione della rievocazione storica. Il corteo, con partenza ed arrivo alla chiesetta di Sant'Antonio, ha percorso fra 2 ali di folla le strade del centro cittadino, ricordando la Saronno fra il 1300 e il 1800. Iniziativa come sempre promossa dal gruppo storico di Sant'Antonio e che rappresenta l'evento clou per la festa del Santo, che prosegue sino a mercoledì, quando ci sarà la benedizione delle auto e la benedizione degli animali, prima del falò che chiuderà l'edizione 2024 di questa manifestazione.
contestata dagli animalisti, come già successo negli anni scorsi, a margine del corteo storico, il rumoroso presidio degli attivisti di 100% animalista, contrari alla presenza degli animali alla sfilata. In Val Ganna torna la magia del ghiaccio, delle cascate ghiacciate, grazie alle temperature basse. Uno spettacolo che richiama molti curiosi che fanno tappa in Dunolona per una foto o un video. Per noi sul posto c'era Elisa Polveroni. È tornato lo spettacolo del ghiaccio alle grotte di Val Ganna. L'abbassamento delle temperature degli ultimi giorni, come speravano in molti, ha causato il parziale congelamento della cascata subito dopo le gallerie di Dunolona lungo la statale 233, una zona sempre più fredda della media anche per la conformazione e il poco irraggiamento. Una volta abbandonate le temperature tiepide di questo inverno anomalo, ecco il regalo della natura nella Siberia varesina, appena a 2 passi dal capoluogo, così come appare a tratti congelata anche la superficie dei laghi di Pirla e Ganna. Alle grotte il gelo scolpisce i ghirigori, vere e proprie opere d'arte che diventano un'attrazione per i gitanti e gli automobilisti. Famiglie e fidanzati in tour domenicale si sono già fermati per fare foto e video, anche se il ghiaccio non è totale dall'alto al basso come in anni molto più rigidi, ma lo scroscio dell'acqua rende ancora più affascinante la visione delle grotte. A Varese la cerimonia in ricordo del tenente degli Alpini e comandante Carletto Ferrari diventa momento di riflessione sull'impegno e il sacrificio. La cerimonia questa mattina al cimitero di Bizzozero. Il servizio. La cerimonia in ricordo del tenente degli Alpini Carletto Ferrari questa mattina nel cimitero varesino di Bizzozero ha rappresentato un momento di riflessione per richiamare tutti al sacrificio e all'impegno. Chi si trova qui oggi, ha detto Manuela Lozza, segretaria cittadina del PD e presidente della Commissione Cultura, coltiva una sensibilità comune che ci fa stare uniti e che rappresenta i valori fondamentali per ciascuna e ciascuno di noi. Per questo motivo, chiunque sia qui oggi sa che Carletto Ferrari è un eroe. Non ha dedicato solo la vita alla causa partigiana, ma ha regalato la sua giovinezza. La cerimonia ha visto la partecipazione del sindaco Davide Galimberti, della presidente provinciale di Ampi Esser De Tomasi, del presidente della sezione cittadina di Ampi Rocco Cordì, poi di Simone Longhini per la provincia, l'assessore Rossella Di Maggio, il consigliere Ruca Paris e Rosario Manganella, presidente dell'associazione Calogero Marrone, oltre a cittadini e rappresentanti delle forze dell'ordine. E ora lo sport. Serie C. Dopo il secco 3-0 sul Novara in un derby del Ticino giocato alla grande, la Pro Patria guarda con ottimismo al prosieguo del campionato. Il punto di Francesco Inguscio, immagini dell'agenzia Blitz. Il derby del Ticino è bianco-blu, una serata perfetta per la Pro Patria che nel match della 21esima giornata travolge 3-0 il Novara e sale in classifica quota 25. Dopo la vittoria in trasferta a Gorgonzola, i biancoblù di Riccardo Colombo concedono il bis in uno Speroni caldissimo grazie al gran tifo delle due tifoserie. Mattatore della serata Davide Castelli, autore di una doppietta. L'attaccante sblocca il risultato poco prima della mezz'ora e trova il raddoppio al sesto della ripresa. Il sigillo sul 3-0 lo mette Moretti, che peraltro aveva colpito una traversa sullo 0-0. I piemontesi raramente riescono a pungere e quando lo fanno si trovano di fronte a uno straordinario Rovida. Sta dunque dando i frutti sperati il 3-4-2-1 proposto da Colombo, 2 partite col nuovo modulo e 2 vittorie. Uniche note stonate le uscite per problemi fisici di Fietta e Saporetti. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma le loro condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Domenica prossima alle 14 i tigrotti saranno di scena sul campo dell'Arzignano. Invece in Serie D il Varese perde a Lavagna e i liguri si impongono 3-1. Ricordando che da domani in edicola con Prealpina troverete l'inserto con tutti i risultati del calcio dilettantistico, vediamo con Guido Ferraro come è andata la giornata. Cercava la 4ª vittoria consecutiva il Varese per portarsi a -7 dalla capolista Alcione che i biancorossi affronteranno domenica prossima 21 gennaio sul terreno dei milanesi. Invece allo stadio Riboli di Lavagna contro la Lavagnese è arrivata la 5ª sconfitta che ridimensiona almeno temporaneamente le velleità di primato della formazione allenata da Corrado Cotta, alla quale non basta il 7° gol dell'attaccante Banfi, top scorer dei biancorossi, al segno al 26esimo da ripresa, che aveva momentaneamente pareggiato il vantaggio iniziale del difensore Marcellusi
per i padroni di casa, che passano invece ancora con un rigore dell'attaccante Cericola, arrivato in settimana dal Sestri-Avanti, e al 90° calano il tris con il fantasista Lombardi. Un brutto passo falso per i biancorossi, ora costretti a vincere a tutti i costi mercoledì nel primo turno infrasettimanale del 2024 allo Stadio Ossola, con il fanalino di coda borgosese allenato dall'ex Simone Moretti. Per ora è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di Prealpina.it.